Tutto pronto per la sesta corsa, sono in 5 cavalli di 3 anni al via. Corsa per cavalli che abbiano vinto almeno 16.000 euro nella carriera. Tanta qualità con favorito Corazon Bar, allievo di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, super forma. All'1 Coffee Time B, Riccardo Pezzatini, 2 Crono e K, Federico Esposito, 4 Connie Francis, Marco Stefani, 5 Clash Laumar, Marco Volpato, 6 Corazon Bar, Antonio Di Nardo. Allineamento completato. Marco Stefani cerca di tenere calma Connie Francis, cavalla difficilissima dietro la macchina e parte piano. Crono e K e Clash Laumar in lotta, con Clash che è più veloce di Crono, che però ha ancora mezza figura di dentro, sembra rientrare e voler correre davanti. Crono e K leader nei confronti di Clash Laumar, che si mette secondo alla corda avanti a Coffee Time B. Corazon Bar, Connie Francis, 14,8 per i primi 200 metri e in vantaggio c'è Crono e K. Rallenta Federico Esposito, cerca di risparmiare lungo il percorso, 38 per il primo quarto di miglio. Sulla curva di sinistra in vantaggio Crono e K nei confronti di Clash Laumar, avanza all'esterno Corazon Bar e fa allungare un filino il battistrada, che cerca di non farsi venire subito addosso l'avversario. Si va ora davanti alle tribune, Crono e K in vantaggio nei confronti di Corazon Bar. Clash Laumar ancora Coffee Time B, apparegliata all'esterno da Connie Francis. 1 minuto e 5 decimi con parziale veloce in 14,2 davanti alle tribune. In vantaggio Crono e K. Corazon Bar che prova ad avvicinarlo, 1,15 il primo chilometro. Clash Laumar che ha perso un po' di battute, poi ancora Coffee Time B e Connie Francis che ritorna in ultima posizione. Crono e K in vantaggio, Corazon che ha ricaricato le pile 100 metri e prova a tornare all'esterno. Crono però continua a difendersi, 14,2 la dritta di là. Crono e K in vantaggio, Corazon che sul passo continua ad attaccare, è arrivato accanto al rivale, l'ultima curva passata in 14,4. In vantaggio Crono e K. Corazon Bar che attacca al largo, Crono e K si difende, Corazon che attacca al largo, ma Crono e K è ripartito sotto le offensive dell'avversario. Crono e K che fisso il palo, si difende da Corazon Bar al terzo e Coffee Time B avanti a Connie Francis. 28,8 per gli ultimi 400 metri, 43 spaccato gli ultimi 6, il successo di Crono e K. Federico Esposito che lo proietta in percorso all'avanguardia. All'esterno Corazon Bar corre bene ma può essere solo secondo. Alessandro Gocciadoro al training per i colori del signor Armando Topo, il successo del figlio di Varen e Gianna Di Jesolo.